Ingegnere, lei è una signurara, giusto? Sì. Ecco, io le volevo chiedere quanto tempo prima vi organizzate per creare il progetto e per poi definire, diciamo, le strutture. Allora, generalmente si inizia 3 mesi prima, infatti abbiamo iniziato a gennaio e io sono stata la progettista sia del viale che del prospetto dei Signurara e in circa 1 o 2 settimane è stato ideato l'intero progetto e poi si è andati a lavorare all'interno dei magazzini dove si sono appunto realizzate queste strutture con la base in ferro che poi sono state ricoperte con il canne, salice e durante questi 3 mesi sono state poi realizzate le varie decorazioni in pane come le colonne, i pilastri e tutti i decori che si possono trovare all'interno. Gli abitanti di San Biagio partecipano a questi lavori? Sì, quest'anno si sono formate varie associazioni che sono andate appunto ognuna a realizzare un dettaglio all'interno di questo appunto progetto. C'è stato un gruppo di ragazzi che ha realizzato le ninfe, che sono i lampadari, chi si è occupato di realizzare il viale e il prospetto, chi le colonne in pane, che è appunto un gruppo di donne che hanno realizzato, così come i fiori. Signor Panarisi, lei invece è un madunnaro. Sì. Diciamo, lei si è occupato pure della realizzazione invece della parte degli archi di Pasqua e dei Madunnara. Ci racconti un pochettino come è andata quest'anno? Sì, quest'anno nella parte madunnara le cose sono molto cambiate perché i progettisti non erano uno, ma eravamo in tre, cioè ero io, Gaetano e Fulvio, altri due ragazzi, e si sono occupati insieme di progettare l'intero viale dalla parte proprio fisica, perciò dai pannelli, anche ai quadri, al pane, a tutto il resto, quello che è il contorno degli archi. Appunto, come materiali cosa viene utilizzato di particolare del posto? Allora, del posto, quello che è particolare è l'utilizzo delle canne del salice, soprattutto anche l'utilizzo del sommacco oppure anche i semi che troviamo nel nostro territorio, come possono essere i ceci neri o altri ceci in particolare. Quest'anno come bilancio, assessore, cosa possiamo dire? Che numeri abbiamo avuto? Allora, i numeri sono molto positivi. Da quando noi abbiamo inaugurato per Pasqua gli archi abbiamo avuto all'incirca un 65.000 presenze. Bene. Di persone. Turisti più o meno da quale parti? Allora, turisti arrivano un pochettino, abbiamo avuto turisti dal Veneto, dall'Emilia Romagna, Calabria e poi naturalmente un po' da tutta la Sicilia. E poi penso anche di altri posti, ma io sto dicendo semplicemente quelle che io ho incontrato. Assessore, quando nasce la festa degli archi di Pasqua? Allora, gli archi di Pasqua nascono all'incirca nel 1600 con i due archi centrali dei Signorari e Madunnara, con le due confraternite dove venivano posti proprio i signorotti del tempo, mettevano questo pane esposto per la gente meno abbienta. Poi negli anni 80 invece si sono creati proprio gli archi di Pasqua con tutte le opere che voi vedete qua lungo il percorso. Possiamo dire che gli archi sono l'unica manifestazione dove partecipa un popolo intero, una serie di collaborazioni di mani che danno vita a questo spettacolo che è veramente unico nel suo genere, unico in tutto il mondo, posso essere fiero di dirlo.